Promuoviamo la salute, nuovo appuntamento, parliamo oggi di alcol, di droga, di prevenzione degli incidenti stradali e domestici, lo facciamo con la dottoressa Gabriella Sacchi dell'unità operativa Educazione e promozione alla salute aziendale dell'ASP di Agrigento, chiaramente psicologo. Ecco, ringraziamo la dottoressa Sacchi per aver accettato il nostro invito e per chiaramente parlare di un problema molto importante, in particolare per i giovani. Sappiamo che un uso consapevole della guida passa attraverso un atteggiamento responsabile nell'assunzione di alcol e l'uso di stupefacenti. Appunto in questa puntata cercheremo di affrontare queste problematiche evidenziando come gli effetti di droga e di alcol sulla capacità di gestione della propria vita, dei propri limiti e dei propri riflessi rispetto alla guida di autovetture e comunque nel modus comportamentale generale. Cercheremo di dare il nostro contributo per supporti e soluzioni, chiaramente facendoci aiutare da alcuni esperti. Un esperto è proprio la dottoressa Sacchi che diciamo, ci parlerà di quello che bisogna fare e di quello che loro anche fanno nella loro struttura sanitaria. Vediamo qui ai nostri piedi un simpatico percorso stradale che poi ci spiegherà che cos'è. Allora, dottoressa Sacchi, una problematica importante oggi parlarne. Vi ringrazio di questa possibilità perché noi già come Ufficio Educazione alla Salute dell'azienda sanitaria già negli anni 90 ci siamo occupati di questo problema, ovviamente non da soli ma collegati con la polizia stradale, con le prefetture, le questure, le associazioni delle autoscuole, perché allora anche l'ordine degli psicologi fece proprio un protocollo d'intesa con la Confertai, con l'associazione vittime della strada, con i club service che in questi anni ci hanno veramente aiutato anche a portare avanti una certa problematica legata agli stili di vita poco corretti. Questo percorso che appunto vediamo a terra è proprio un esempio di quello che noi facciamo con le agenzie educative. Si fa percorrere ad un ragazzo singolarmente questo brevissimo percorso e poi gli vengono dati da utilizzare questi occhiali, che è un simulatore di 0,8 di grado alcolemico, e con questi occhiali il ragazzo butta giù i birilli e non riesce più a fare il percorso. E quindi immaginiamo quando i ragazzi ma anche le persone adulte fanno uso di sostanze alcoliche e poi si mettono alla guida di un'auto o anche di una motocicletta, il che è ancora peggio, ed affrontano tutti i problemi della strada. Poi naturalmente ci sono anche problemi legati alla segnaletica, al fondo stradale. Ovviamente noi ci occupiamo del fattore umano, cioè del fatto che quando ci si mette alla guida bisogna essere consapevoli di affrontare dei rischi, perché la strada presenta dei pericoli. Quindi noi lavoriamo molto sul fattore umano, ripeto, e fin dai tempi in cui si disquiseva sul fatto se appunto la sanità dovesse occupare un posto, un ruolo in questa importante problematica. Oggi purtroppo la problematica non è anche più legata al consumo di alcol e di sostanze, che per carità fanno la loro parte, ma è legata anche all'uso del cellulare alla guida. Purtroppo, secondo gli ultimi dati, anche se gli incidenti stradali sono diminuiti per tutte le categorie, questi sono i dati Istat, perché? Perché le macchine sono sempre più sicure, abbiamo gli airbag, le barre anti-intrusione, quindi diciamo che la sicurezza passiva ha fatto passi avanti, i ragazzi ormai mettono il casco, mettono le cinture di sicurezza sia anteriori che posteriori, però purtroppo, e non mi riferisco evidentemente solo ai ragazzi, c'è la brutta abitudine di utilizzare l'iPhone in macchina alla guida e quindi questo distrae, oltre al fatto di tenere la mano occupata, vabbè, ci sono anche gli auricolari, i sistemi e il Bluetooth, però non tutti usano questi sistemi, per cui sembra che secondo gli ultimi dati proprio il cellulare è responsabile di numerosi incidenti stradali. Ecco, voi spesso siete impegnati, ci consta, in questa azione diciamo, di informazione, di prevenzione nelle scuole, spesso fate dei convegni, ecco, qual è l'arma
per cui convincere i ragazzi a non fare uso eccessivo di alcol e droghe? Ma l'arma è sempre legata ai processi di consapevolezza e di identità. Oggi ovviamente come dire, la sicurezza personale non è più data dal buon voto che prendi a scuola o magari da quanti mi piace ricevi, no? Se posti una foto su Facebook e così via. Quindi è chiaro che il processo di autostima è completamente diverso da quello degli anni 90, però noi lavoriamo molto su quelli che sono i processi di consapevolezza, che sono proprio legati a questo processo di identità che ovviamente non finisce mai, non si finisce mai di conoscersi e di cercare di fare delle scelte corrette che riguardano la propria salute ma anche la propria vita in senso generale, quindi anche le scelte di studio, le scelte lavorative, le scelte del proprio partner, le scelte affettive, cioè tutta la vita è un processo di scelta. Il giovane oggi ricorre spesso a questi momenti, fra virgolette, di sballo, cioè cerca molto questo momento di evasione. Sì, probabilmente questo è legato al discorso che la società è diventata, come dice Bohm, una società fluida, una società con questa paura liquida, con questa incertezza, lo sappiamo, hanno difficoltà a trovare poi diciamo, un posto di lavoro e tutto prima era legato allo studio, sapevi che se facevi un certo percorso poi facevi dei concorsi, in qualche modo trovavi una sistemazione. Adesso si ha molta tendenza anche a cambiare lavoro, andare in un'altra nazione, a volte anche in un altro continente per cercare di sviluppare, come dire, le proprie ricerche, il proprio progetto di vita. Tutto si è molto globalizzato, per cui prima era anche facile trovare lavoro vicino a casa, no? Non era una cosa complicata. Adesso molti ragazzi vanno appunto in altre nazioni e cambiano anche i propri percorsi, no? Sulla base anche di quello che trovano. Quindi diciamo che la società attuale è una società dove ad alta complessità, un sistema complesso. Prima il processo di identità era legato al quartiere, quindi sapevano chi eri, quindi tu ti definivi, gli altri sapevano, no? L'appartenenza. Adesso non è più così, c'è la mobilità sociale, ci sono questi nuovi, diciamo, questa società interetnica, che per carità è anche una cosa bellissima, lo scambio di culture, però è anche più complesso. Ecco, come fare un giovane a convincere, per esempio, a non usare la macchina e quindi a prevenire l'incidente? In particolare mi riferisco alla giornata del sabato sera, del sabato notte, è quella che statisticamente, diciamo, è la più alta per incidenti stradali, perché spesso si va in discoteca, si esce con la ragazza, Sì. col gruppo di amici e diciamo, succedono proprio tanti incidenti. Certo, allora nei paesi anglosassoni c'è l'abitudine appunto che magari uno del gruppo non beve, questo anche qui sta cominciando questo tipo di abitudine, cioè fare in modo che in un gruppo di 5-6 ragazzi magari uno che è quello che poi porta la macchina non beve. Però insomma anche questo è relativo perché non significa che se io non guido devo comunque bere come una spugna, perché comunque il fegato ne abbiamo uno, per cui sottoposto a questi abusi non è che ha fatto un bene. Quindi basta semplicemente aspettare, cercare di essere un po' più consapevoli di quelli che sono i propri riflessi. Oggi i ragazzi tra l'altro conoscono meglio il proprio corpo, vanno in palestra, fanno attività sportive agonistiche, quindi c'è anche a volte una buona consapevolezza di quelle che riescono ad essere le proprie performance più di una volta, quindi siamo sempre lì, processi legati a quello che è la consapevolezza personale del proprio sé, del proprio corpo, delle proprie risorse. Voi lavorate in equipe all'ASPI? Sì, noi lavoriamo in equipe con senso. medici, psicologi, pedagogisti, sociologi, assistenti sociali e anche con un'integrazione tra servizi. Questa è un po' la mission dell'azienda. Tornando al discorso dei cellulari, ecco, lei evidenziava che oggi
tantissimi incidenti avvengono Sì. al cellulare, c'è questa cattiva abitudine, ecco spesso anche noi siamo Sì. testimoni di incidenti stradali pericolosissimi perché magari cade il cellulare e uno cerca di prenderlo e poi arriva magari il camion, arriva un'altra macchina e succede. Ecco, come si può convincere il ragazzo, il giovane, ma anche il meno giovane a cercare di essere più prudente? Allora, sicuramente evitando un meccanismo di delega in cui la famiglia pensa che debba essere la scuola a farlo, la scuola pensa che debba essere l'azienda sanitaria, lo specialista, eccetera. Allora, se ognuno di noi intanto c'è l'esempio dei genitori, perché è chiaro che se io vedo i miei genitori che mentre guidano la macchina usano il cellulare, mi verrà normalissimo per uno spirito di emulazione farlo conseguentemente, quindi è chiaro che il primo esempio parte dalla famiglia. Dopodiché tutti dobbiamo aiutare e far capire ai giovani, ma anche ai meno giovani, perché non è che gli adulti siano esenti da questo tipo di comportamento scorretto, non è una cosa che riguarda solo i giovani. Ci vuole un meccanismo che non sia di delega, ma entrare in un'ottica sistemica in cui ogni agenzia educativa faccia la propria parte. Poi pensiamo anche al ruolo che hanno il gruppo dei pari, quindi se il leader ha l'abitudine, gli altri tutti no. Quindi anche questo è importante, loro hanno il gruppo dei pari, in alcune fasi lo sviluppo è molto importante. Continuiamo il nostro giro per Promuoviamo la Salute, parliamo di incidenti stradali, parliamo di alcol, di fumo, droga, sostanze stupefacenti che chiaramente mettono in pericolo la propria vita e la vita degli altri. Quando si è in macchina chiaramente bisogna stare attenti, parliamo anche della nuova emergenza, l'uso del cellulare che provoca disattenzione e quindi diciamo gravi incidenti appunto per sé e per gli altri. Abbiamo deciso di continuare questo nostro viaggio parlandone con una persona qualificata che ci fornirà chiaramente il proprio punto di vista ed è il comandante della Polizia Stradale di Agrigento, il dottor Andrea Morreale, che appunto vogliamo sentire e che consigli ci dà, che consigli dà anche ai giovani e qual è anche la statistica dei casi che nella nostra provincia maggiormente loro diciamo contravvenzionano e rilevano. Prego. Sì, sicuramente l'uso di alcol o peggio di sostanze stupefacenti alla guida è un fatto abbastanza grave. Grave perché chi guida dopo aver assunto queste sostanze non ha il controllo delle proprie azioni, ha le proprie sensazioni, i propri sensi sicuramente notevolmente ridotti e comunque non è una guida consapevole. Quindi sicuramente è uno dei fatti più gravi alla guida. Per fortuna statisticamente nella provincia di Agrigento non abbiamo un numero elevato di incidenti causato da questo fenomeno. Un fenomeno invece che è in rapida veramente evoluzione e diffusione è quello della distrazione alla guida. La grave veramente emergenza che noi ora ci troviamo ad affrontare a livello di infortunistica stradale è proprio la distrazione alla guida e soprattutto all'interno della distrazione alla guida l'uso del telefono, o meglio dello smartphone, perché oggi col telefono si fa molto di più che quello che semplicemente telefonare e devo dire di più, le nuove generazioni sono quelle che fanno un abuso del telefono alla guida e soprattutto attraverso l'utilizzo dei social. L'utilizzo dei social impedisce a chi è alla guida, ovviamente, di mantenere un'attenzione a quello che si sta facendo alla guida e quindi guardare lo schermo per vedere ad esempio una fotografia o peggio digitare lo schermo perché si vuole comporre un messaggio, distrae e non permette assolutamente di vedere se c'è un ostacolo, un veicolo davanti a
sé che magari ha rallentato la guida per qualsiasi motivo, e quindi sia una guida assolutamente inconsapevole. Io la paragonerei a questo punto proprio quando si fa l'uso di sostanze, perché sia nell'uno che nell'altro caso non si ha la piena consapevolezza di quello che si sta affrontando mentre si sta guidando. Quindi riepilogando, in provincia di Agrigento, ovviamente come in tutta Italia, il fenomeno dell'uso e dell'abuso di sostanze alcoliche o di stupefacenti alla guida è importante. E a proposito volevo far notare che nelle ultime due fine settimana noi abbiamo fatto, come ogni fine settimana, i cosiddetti servizi di stragi sabato sera. Quindi ci mettiamo nelle zone più frequentate dai giovani e provvediamo alla misurazione con prima precursore e poi etilometro, per vedere se i giovani o anche gli adulti alla guida fanno uso di sostanze alcoliche o peggio di stupefacenti. E nelle ultime proprio negli ultimi due fine settimana abbiamo notato che i ragazzi, soprattutto sono giovani, trovati positivi alla guida sono in 2 weekend 7, tra le notti tra sabato e domenica. Quindi un numero abbastanza elevato. Nella maggior parte dei casi sono state anche violazioni amministrative, quindi voglio ricordare che quando troviamo una persona positiva alla guida di un'autovettura alla sostanza alcolica da 0,5 a 0,8 mg litro nel sangue è una sanzione amministrativa, ma c'è sempre la sospensione della patente. Superando lo 0,8 è una sanzione penale, quindi noi denunciamo la persona alla Procura della Repubblica e c'è sempre come sanzione accessoria la sospensione della patente e quindi in questi 2 fine settimana abbiamo trovato quasi equilibrate una percentuale del 50 e 50 di gente che ha subito una sanzione amministrativa e nella peggiore delle ipotesi una denuncia penale. Sono più i casi che riguardano il sesso maschile o il sesso femminile? Allora, abbiamo una percentuale molto più elevata di sesso maschile, però devo dire che negli ultimi anni la percentuale femminile trovata positiva alla guida alle sostanze alcoliche è in aumento, quindi rimane sempre preponderante il numero dei maschi trovati positivi alla guida, ma è in aumento quello delle donne. Posso anche dire qualche caso particolare e simpatico, tra virgolette, perché noi abbiamo trovato alcuni ragazzi positivi quindi mentre stavano guidando. In questi casi noi affidiamo il veicolo, se possibile, ad altre persone che sono con loro nel veicolo, che ovviamente non siano positivi anche loro alla sostanza, o permettiamo all'utente di chiamare qualcuno in suo aiuto e soccorso. In un paio di casi è successo che l'amico che è arrivato in soccorso era anch'egli positivo alla sostanza alcolica. Succede più, diciamo, nei giovani e con una casistica sull'età, insomma, chiaramente secondo i vostri dati. La positività, allora sì, diciamo che più della metà sono ragazzi sotto i 35 anni, più della metà, quindi diciamo un universo giovanile sicuramente. Comandante, un altro aspetto chiaramente che riguarda anche il vostro lavoro è quello informativo. Voi avete organizzate in collaborazione con l'ASP di Agrigento, il servizio che si occupa appunto di tale casistica, organizzate spesso degli incontri, dei convegni nelle scuole, proprio affinché tutte assieme date la giusta informazione preventiva agli alunni. Sì, sono tante le iniziative che abbiamo condotto insieme all'ASP, ognuno per i propri aspetti, per le proprie competenze cura una visione del fenomeno. Ovviamente l'ASP si concentra molto sugli effetti proprio medici che hanno l'abuso di queste sostanze, non solo alla guida ma in generale nella propria esistenza. Noi ovviamente ci concentriamo molto di più su quello che queste sostanze provocano quando vengono assunte mentre si sta guidando. Quindi abbiamo notato molta partecipazione e attenzione da parte anche dei giovani, perché siamo stati coinvolti anche con giochi simpatici, però abbiamo notato che comunque
i ragazzi anche in giovanissima età, anche ancora in età minore, cioè sotto i 18 anni, iniziano presto a fare uso di sostanze alcoliche. Le feste che ci sono tra ragazzi, queste permettono spesso l'uso, nonostante in Italia vige una legge che vieta la vendita di sostanze alcoliche ai minori di 18 anni. I ragazzi come si pongono quando, diciamo, fate queste iniziative? Sono interessati? Vi fanno delle domande specifiche? Sì, sono interessati anche perché noi facciamo vedere in maniera anche un po' dura alcune immagini di incidenti stradali causati proprio da questo, ma anche da altro, anche dalla distrazione che poco fa ne parlavamo. Quindi l'impatto delle immagini è molto forte. Speriamo che dopo questo, diciamo, impatto emotivo iniziale successivamente si riesca a cambiare il modo il comportamento, perché proprio il comportamento la principale causa, il comportamento umano è la principale causa di incidente stradale. Al di là di altre concause che ci possono essere, come le condizioni atmosferiche, le condizioni della strada, che pur tuttavia comunque ci sono, però la principale causa, ricordiamolo, è il comportamento umano. Un'ultima domanda, comandante. Ecco, volendo fare un'analisi, una statistica di questo fenomeno nella provincia di Agrigento, come, diciamo, a macchia di leopardo, come viene distribuito? Ci sono delle zone in cui, diciamo, c'è una maggiore casistica, insomma, considerando, insomma, grossi centri come Agrigento, Licata, Sciacca, Favara, Porto Empedocle. Certo, per la guida in stato di ebbrezza sicuramente abbiamo numeri maggiori nel capoluogo, anche perché nel fine settimana il capoluogo Agrigento attrae molti giovani per il divertimento, quindi c'è una maggiore concentrazione di giovani nel weekend ad Agrigento. Ovviamente anche i grossi centri della provincia come ad esempio Sciacca, Canicattì e anche Favara e anche Licata in misura un po' minore attraono, comunque ci sono locali e quindi c'è luoghi di divertimento, e anche lì si riscontrano una percentuale più elevata rispetto al resto della provincia. Il resto della provincia ovviamente ha numeri minori anche per un minor numero di locali, di divertimento, di concentrazione soprattutto giovanile. Poi è ovvio che soprattutto d'estate notiamo anche un aumento di questo fenomeno, perché sicuramente c'è una maggiore concentrazione di giovani nell'area costiera della provincia di Agrigento, che vengono anche dall'entroterra, e devo dire che quest'anno abbiamo anche trovato giovani positivi all'alcol di altre province che venivano qui ad Agrigento a divertirsi, o anche altre province italiane, non solo siciliane, che venivano qua in vacanza. Quindi diciamo anche non solo gli agrigentini, i giovani agrigentini, ma anche coloro i quali vengono in vacanza a volte esagerano e abusano con queste sostanze. Ecco, che appello fare anche da parte della famiglia? Certo, l'appello è chiaro: quando si guida non si deve bere, assolutamente, neanche piccole quantità, non è un problema. A volte molti giovani mi chiedono qual è il limite, fino a quando possono bere per non risultare positivi. Io dico sempre che non è l'obiettivo quando noi ci mettiamo alla guida non è quello di non incorrere nella sanzione, è quello di salvaguardare la nostra e l'altrui vita. Quindi noi non dobbiamo bere, assolutamente. E quando usciamo con altri amici ci deve essere almeno un ragazzo che a turno non beva e sarà quel ragazzo a guidare la tua vettura. Quindi assolutamente alla guida non si deve bere. Parliamo di un altro aspetto legato a questa nostra chiacchierata. Ecco,
quello relativamente agli incidenti domestici. Lei mi ha regalato qui una bellissima brochure, Ti regalo la sicurezza, è un interessante libro dove proprio collana educazione alla salute. Ecco, gli incidenti domestici spesso sono sottovalutati. Sì, sono sottovalutati. E cosa fate voi per Allora, sono sottovalutati perché ovviamente dopo una giornata di lavoro uno torna a casa e la casa è la tana, è il luogo sicuro dove puoi rilassarti, dove puoi fare le cose che ti piacciono, cucinare, fare bricolage, fare tutto quello che ti piace. Quindi sappiamo che purtroppo gli incendi domestici come categoria a rischio hanno le casalinghe, i bambini e anche le persone anziane. Quindi noi abbiamo fatto dei corsi per spiegare quanto sia importante diciamo, evitare di utilizzare la cera, di mettere sotto i tappeti dei sistemi antiscivolo, fare in modo che nei bagni delle persone anziane ci siano delle maniglie, qualche cosa che possa aiutare una persona che non è più in grado di deambulare in maniera corretta. Quindi tutto questo un po' è legato a rivedere la casa sì come il luogo che ci accoglie, ma è un luogo dove dobbiamo anche attenzionarci, usiamo i coltelli quando cuciniamo, la corrente elettrica, anche le case sono sempre più piene di materiale elettrico, no? Ecco, leggo qui per esempio salire le scale senza la presenza di un adulto. Sì, la scala, adesso ci sono sempre anche qui le scale con delle norme di sicurezza, quindi con dei gommini, con una persona magari che ti assiste, è abbastanza importante questo. Non bisogna sentirsi troppo sicuri, no? Quando si fanno le cose, un giramento di testa, una cefalea, un problema di cervicale, sono tutti elementi che ti possono portare ad uno scompenso e quindi è facile cadere. Più di per esempio introdurre oggetti nelle prese elettriche. Sì, questo è il discorso legato in particolare per i bambini. Per i bambini, giocare certo. con i fiammiferi, ecco, Certo. dico, approfitto di questa interessante guida che sì, noi diciamo, dà molti spunti. Sì, noi abbiamo fatto questo opuscolo, questa è per la terza edizione, l'abbiamo diffuso tramite i medici di famiglia che ovviamente sono anche loro, debbono veicolare certe indicazioni sulla sicurezza. Non si finisce mai, nonostante dico l'informazione ci sia, perché ormai appunto anche i mezzi, i mass media ci aiutano ad aumentare i processi di consapevolezza, quindi questo è importante, però purtroppo le persone anziane anche con la manutenzione della caldaia, del tubo del gas, cioè, questo riguarda sia le macchine, perché le persone, io mi occupo anche di fare l'esame psicodiagnostico agli ultra ottantenni e ce ne sono alcuni che sono in buone condizioni psicofisiche, altri meno, per cui se uno si rende conto che non è più nelle condizioni, chiaramente non può più guidare la macchina, ma non deve essere visto come una privazione, ma è un discorso oggettivo, no? L'abbiamo visto quante volte anche sul Ponte Morandi alcune macchine al contrario vengono. Quindi bisogna lì valutare se la persona anziana è nella condizione di fare di essere autonoma sia a casa o se ha bisogno di un aiuto, di una persona che dimentica i fornelli accesi, il gas, cioè, tutte sono cose legate ovviamente ai processi di degenerazione, di demenza. Bene, a conclusione di questo nostro spazio, che consigli dare in generale per una buona prevenzione verso gli incidenti stradali e quelli domestici? Per quelli domestici ci sono tantissimi apparecchi, l'apparecchio acustico per esempio per il gas, queste sono cose che c'è il salvavita che è sicuramente anche degli elementi di sicurezza passiva, più ce ne sono e meglio è. Per la sicurezza stradale evidentemente sarebbe il caso di non mettersi alla guida quando ci sono quei temporali in cui
ripeto, anche la visibilità è ridotta, soprattutto la guida di un mezzo a due ruote non è consigliabile, cioè mettersi in macchina quando si ha la necessità di spostarsi, ma si può anche pensare di camminare a piedi quando si può. E di non fare uso scorretto di esatto, alcol. Esatto. Bene, grazie dottoressa Sacchi.